Eccolo Ricky. Bravo. Ciao Ricky. Eccolo Ricky, restituito alle braccia rassicuranti della sua padrona. Per il bastardino di piccola taglia un'avventura a lieto fine dopo che di lui si erano perse le tracce da qualche giorno. Ieri mattina la proprietaria ha sentito i guaiti del cane provenire da un tubo di scolo poco distante dalla sua proprietà e ha chiamato i vigili del fuoco arrivati in via Puner a Melle con le squadre di Feltre e i colleghi della sede di Mestre specializzati nel soccorso sotto le macerie. Il cagnolino, forse incuriosito da qualche altro animaletto, si era infilato in un tubo e poi in una diramazione dalla sezione sempre più piccola, rimanendo incastrato. 2 pompieri dell'USAR sono intervenuti con una lunga sonda telescopica dotata di telecamera e dopo una cinquantina di metri hanno individuato il cane. I vigili del fuoco hanno utilizzato un piccolo escavatore per ricavare una buca nel punto individuato, riuscendo infine a salvare il cane. L'animale incolume è stato affidato alle cure della sua padrona. Le tecniche utilizzate per l'individuazione e il salvataggio del cane, hanno precisato i vigili del fuoco, sono state quelle utilizzate dalle squadre per il soccorso alle persone sepolte da macerie a causa di crolli e terremoti. Bravo. Ciao Ricky.